Allora, innanzitutto, grazie per l'invito. Scusate il fatto di vedermi alle 12:30, ma la mattinata del sabato per antonomasia è quella che poi produce incontri nei territori. Avevo un incontro già programmato anche nel Padovano, però ci tenevo ad essere presente. Ci tenevo perché, innanzitutto ringrazio il segretario di Badia, il segretario provinciale che nel frattempo si è spostato, tutte le persone che hanno collaborato e che collaboreranno per la buona riuscita di questa manifestazione che vedo è corposa. Mi era già stato mandato l'invito, avevo visto che c'erano molte sessioni, anche Stefano ringrazio, mi ha cercato, mi ha tenuto i contatti. Voi aprite con il forum della condivisione. Allora, per noi iscritti al Partito Democratico queste ore devono essere quelle della condivisione. Veniamo da, non so se tutti l'abbiano già interiorizzato profondamente, da un cambio di paradigma a livello governo, e già forse ci sarebbe bastato quello. Poi in realtà ci abbiamo messo anche qualcos'altro che ci farà pensare, riflettere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Rispetto al primo punto, comunque la si pensi, adesso siamo al governo e potremmo, se riusciamo, ad incidere su politiche significative di questo Paese. Ecco che il tema dei trasporti, ma tanti altri temi che evocherete e traccerete nelle prossime ore, sono importantissime per far capire che c'è la possibilità di agire in politica in maniera diversa dagli slogan sbandierati lanciati alla pancia della gente, che nel breve ottengono tanto consenso ma che poi nella sostanza poco producono in termini di effetti per la vita pratica e concreta delle persone. Io ringrazio le persone che sono convenute al tavolo stamattina, a partire dall'esimio esponente del Partito Democratico Bussolati, che si è dato molto da fare in questi anni, che sappiamo essere addentro ad alcune tematiche proprio in maniera molto concreta e significativa. In Veneto, allora faccio in maniera proprio diretta e finale due flash su due cose che ho sentito nei pochi minuti che ero qua. Qualcuno ha ripreso il tema dell'autonomia, probabilmente anche con sottolineature in parte negative. Voi sapete che noi in questi anni come Partito Democratico ci siamo attestati su una posizione che poi è stata derubricata dalla stampa con un sì critico, difficile anche da portare in campo e da tratteggiare, che nella sostanza significa questo: se andiamo ad applicare un articolo della Costituzione che guarda caso ha inserito in Costituzione il centro-sinistra, il Partito Democratico, un esponente veneto-trentino del Partito Democratico, Gianclaudio Bressa, perché noi non dovremmo giocarci quella partita che significa che nell'ambito di una coesione nazionale, di una tenuta generale del sistema Italia, che altrimenti non saprebbe come confrontarsi con l'Europa e con il mondo, più piccoli si è, più insignificanti si è, più piccoli si è, più insignificanti si è, in un mondo interconnesso e globale, in cui l'Europa, se ha una voce sola e tante volte non riesce ad averla, ha come competitor gli Stati Uniti d'America, l'India, la Russia, non il Veneto, non Badia Polesine. Ma attenzione, non significa che il particolarismo locale non debba avere un ruolo, significa che dobbiamo ragionare localmente per agire globalmente. Ecco, dicevo, l'autonomia dentro questa visione noi la vogliamo interpretare, e la vogliamo interpretare in un rapporto di prossimità e di sussidiarietà. Allora, mai come in questo momento è fondamentale che il ministro di questa Repubblica incaricato di questo ruolo, Francesco Boccia, che lunedì sarà presente anche in Veneto, poi in Emilia e poi anche in Lombardia, riparta dalla corretta applicazione di un articolo della Costituzione, che non è quello che il nostro governatore del Veneto, la faccio locale, scusate per chi ha avuto un taglio magari più generale e nazionale, non è quello che giusto il giorno dopo della grande conquista del voto referendario, che è di tutti i veneti e non è solo suo, si intesti per avere un ulteriore rimbalzo elettorale
che vuole portare a casa perché altrimenti autonomia non è, le 23 totali materie che eventualmente sono concedibili, cioè non una concessione ma un patto alla pari tra Stato e Regioni, e soprattutto il vero dato che ha inquinato la discussione di questi 14, 15, 20 mesi, perché guardate, non so se avete un po' letto quello che succede e che viene progressivamente ributtato all'opinione pubblica. Dopo un anno faremo l'autonomia, a Natale porteremo a casa l'autonomia, a Pasqua è già passato Ferragosto e ne passerà ancora, ma a questo punto noi abbiamo l'impegno di produrre qualcosa di concreto che rispetti quei due cardini fondamentali: coesione nazionale, sussidiarietà. Dicevo che il dato che ha inquinato profondamente la discussione anche qui in Veneto è stato incentrarlo sui 9 decimi del residuo fiscale. Significa rilanciare per non ottenere. Vuol dire fare campagna elettorale progressiva permanente giorno per giorno per non voler fare quello che gli amministratori locali nel pragmatismo del giorno per giorno sanno che devono chiedere. Darsi un'idea, una prospettiva, un risultato atteso, ma poi mediare con i portatori di interesse, con gli stakeholders, con le persone che debbono dire la loro sugli argomenti. Quindi bisogna ascoltare i sindacati in Veneto, che su almeno un argomento hanno detto fortissimamente la loro, sul sistema scuola. Bisogna ascoltare i sindacati e non farla contro le parti sociali, ma certamente noi del Partito Democratico del Veneto e nazionale, a questo punto mi sento di dire, perché è stata fatta una bella sintesi nei mesi precedenti al salto di paradigma anche governativo. Adesso siamo al governo, ma già prima avevamo fatto sull'argomento una bella sintesi che teneva conto delle istanze delle 3 regioni del nord, anche governati da noi, legacy Emilia-Romagna, ma che riusciva a fare sintesi anche delle parti sociali, delle cose che in prima battuta potevano non andare bene, dando ruolo centrale al Parlamento. Non stiamo facendo il patto della marmellata che passa una volta al governo e l'IDILE è sancito, non si può nemmeno più emendare. Questo è fondamentale, un altro passo molto significativo. Quindi probabilmente sono andato sicuramente fuori tema, avete parlato di trasporti, ma tutto si tiene dentro il sistema delle autonomie territoriali e della coesione generale dello Stato. Chiudo dicendo che noi l'anno prossimo abbiamo un appuntamento, lo dico agli amici, all'amico che viene dalla Lombardia, da far tremare i polsi qui in Veneto. Si va a votare per il rinnovo del Parlamentino Veneto e per eleggere un governatore che è il più amato d'Italia. Sei tu il candidato? No. Un'improvvida domanda perché ne dobbiamo discutere e non penso che sia all'ordine del giorno che sta È una provocazione la mia, potresti anche essere, perché che capacità le hai? Troppa grazia. Scusami. Come dire, quando serve ti chiamo a far la clacca. Che potrei avere un sostegno. Rischia. Dicevo, in questa terra difficilissima, noi nelle prossime settimane e mesi, oltre ad individuare chi porterà la croce in un compito difficilissimo, sarà anche quello di stanare definitivamente una prosopopea di cui non se ne può più. Chiudo con 2 battute. Ma se questa regione è stata governata negli ultimi 25 anni da una stessa forza politica, o perlomeno da un unico coagulo di forze politiche, allora, se sui trasporti ci sono cose che assolutamente non funzionano, così come ad esempio un accenno, è possibile che non si riesca a mettere insieme le società che gestiscono il trasporto pubblico locale e fare un unico biglietto in sta benedetta regione, un biglietto che ti faccia prendere un tram, un autobus, un treno. Non chiediamo mica di paragonarci alle zone più sviluppate e adeguate al mondo che vi sono state riferite prima, in cui ci sarà dentro la cittadella
della sanità, non ci sarà nemmeno chi ti trasporta perché sarà tutto un sistema innovativo. Non chiediamo questo, chiediamo un biglietto unico. Ma tu non paghi la parte. Chiediamo di andare a completare il sistema idroviario, ad esempio della Padova Mare. Chiediamo di fare dei sistemi infrastrutturali che spostino l'asse dalla strada alla ferrovia. Chiediamo di intervenire sul sistema ambientale. Allora, queste cose qua, oltre a dirle noi, perché possiamo dirle, perché di fatto non abbiamo mai toccato i nervi scoperti da un punto di vista governativo e lo dovevano fare altri. Almeno questo, che chi si candiderà a rigovernare la regione ci dia qualche risposta. C'è tanto da fare. Abbiamo tanti validissimi amministratori locali, tanti validi dirigenti locali, tanti momenti di condivisione, che vuol dire mettere assieme, condivisione. L'auspicio è questo, che riusciamo a confrontarci anche dialetticamente, ma una volta tracciata la linea impariamo anche dagli altri che le guerre intestine le fanno dentro le segrete stanze degli uffici, delle sedi, se le hanno, ma il giorno dopo escono con un'unica voce. Bravo. È fondamentale anche e soprattutto per noi. Buona continuazione di giornata.